onorevole Presidente. Oggi a questa iniziativa dell'Agrigento Capitale della Cultura consideriamo anche il suo esordio in politica con l'elezione avvenuta recentemente al 25 settembre. Ecco, come rappresenterà anche il suo territorio? Con l'occasione vogliamo anche per farle la nostra prima intervista. È un grande privilegio, essere diventato parlamentare regionale è un grande privilegio. Esserlo diventato con la Democrazia Cristiana, il partito in cui mi sono riconosciuto fin da bambino, è un grandissimo onore e spero di essere all'altezza di rappresentare non soltanto tutta la provincia d'Agrigento, che è il nostro collegio naturale, ma di rappresentare gli interessi di tutti i siciliani. Siamo forza di governo, abbiamo una grande responsabilità nei confronti di tutta la Sicilia, partendo chiaramente da Agrigento. Oggi siamo qua proprio come promotori di questa bellissima iniziativa e noi parlamentari vogliamo essere a fianco di questa bellissima iniziativa. È un cammino lungo, questi 5 anni segneranno il destino dei nostri territori, vogliamo essere presenti e mi auguro veramente di essere all'altezza di questo delicato e ambizioso ruolo. Ecco, lei è stato nominato dal direttore Cuffaro commissario della provincia e stiamo vedendo che ogni giorno puntualmente arrivano nuove adesioni da tutto il territorio, quindi da un lato un progetto politico che riscontra particolarmente attenzione, dall'altro anche il suo impegno personale a costruire questa nuova rete e questo nuovo progetto politico per la nostra provincia. Attualmente non c'è alcun commissario provinciale, c'è solo il commissario regionale che è il presidente Cuffaro e che di volta in volta nomina i vari commissari cittadini. Il mio impegno in quanto parlamentare è quello di continuare a dialogare con i territori, lo facciamo chiaramente sinergicamente con il presidente Cuffaro, stiamo procedendo per formalizzare le adesioni in tutti e 43 comuni della provincia d'Agrigento, ma poi per quanto riguarda Cuffaro, per quanto riguarda anche me, continueremo con le altre province siciliane. Ecco, parliamo ora della Regione, del Presidente Schifani. Ci sono in atto le solite trattative per la compagine governativa. Ecco, si parla tanto anche di 2 assessorati alla vostra schieramento politico. Cosa c'è di vero, se ci può dare qualche indiscrezione? Ci sono delle trattative, le trattative stanno seguendo i tempi della politica. Molto probabilmente, come ho anticipato, saremo presenti all'interno del governo della regione, dovremmo avere 2 assessorati. La linea del presidente Schifani è che debbano essere dei parlamentari in carica, quindi non ci saranno nomine esterne. In questo caso noi indicheremo un uomo e una donna e saranno sicuramente persone qualificatissime che riusciranno a rappresentare non soltanto i valori della Democrazia Cristiana ma di tutta la Sicilia. Ecco, il suo impegno verso cosa è la preferenza? In cosa piacerebbe cimentarsi maggiormente nell'impegno della regione politica? È risaputo che mi è stato chiesto ripetutamente anche dal Presidente Cuffaro un eventuale mio impegno anche all'interno della Giunta di Governo. Abbiamo concordato con il Presidente Cuffaro che è meglio per ora, per gli interessi principalmente del partito, utilizzare la mia persona per altri ruoli e sicuramente ci saranno persone brave come me, probabilmente ancora più di me, che si impegneranno all'interno della Giunta di Governo.